Di nuovo in diretta con Focus TG per andare a Montebello Vicentino, vigilia del quarto Bomba Day in meno di 3 anni. Domani dalle 7:30 partono le operazioni. Ci racconta questa vigilia Daniele Garbin con Andrea Benetti insieme al sindaco Dino Magnabosco. Montebello Vicentino, siamo alla vigilia del quarto Bomba Day, vero? Com'è il sindaco Dino Magnabosco? Insomma, vi siete allenati, diciamo così, ormai la prassi l'avete oliata, vero sindaco? Sì, la prassi l'abbiamo oliata, abbiamo anche affinato la procedura. Certo che ogni Bomba Day comporta sempre qualche peculiarità, quindi dobbiamo sempre valutare tutte le soluzioni per risolvere al meglio il Bomba Day, creando ovviamente il minor disagio ai nostri concittadini. Ecco, questa volta è interessata nuovamente Via Ronchi, parliamo di 120 persone che verranno già all'operazione domani mattina alle 7:30, inizieranno proprio per l'evacuazione. Cos'altro è anche importante far sapere alla popolazione? Beh, intanto è importante far sapere alla popolazione, bisogna ringraziarli per la pazienza che continuano a dimostrare per questi Bomba Day, perché siamo al quarto Bomba Day, terzo diciamo nell'arco di 4 mesi, quindi voglio ringraziare i miei concittadini per la pazienza e anche la collaborazione che sempre dimostrano. Bisogna ricordare che domani l'autostrada chiude alle 9 meno un quarto, riaprirà al termine delle operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico, quindi invito a chi non ha proprio necessità di utilizzare l'arteria alternativa a quella autostradale, ovvero la strada regionale o la strada provinciale, magari di utilizzarla prima delle 9 oppure magari nel primo pomeriggio per evitare appunto disagi. Ricordiamo anche che c'è un divieto di sorvolo, anche la linea ferroviaria sarà interdetta in quella fascia oraria. Si spera insomma di riuscire, come è già successo, di ridurre i tempi e soprattutto le difficoltà, vero, in quel momento. Ecco, certo, sicuramente gli specialisti appunto dell'esercito lavorano per ridurre al minimo i disagi. Certo che l'importante è, come sempre stato fatto, che tutto quello che è fatto nella massima sicurezza. Ecco, il genio gustatori della Folgore sono loro incaricati. Voi avete anche predisposto dei centri d'accoglienza per chi non fosse in difficoltà, ci sono persone magari che sono fragili e hanno difficoltà a spostarsi, vi siete già preoccupati di questo? Sì, siamo già in contatto con tutte le persone interessate appunto dallo sfollamento, alcune come nei precedenti Bomba Day si arrangiano, fanno da sole, quindi ci mettono anche soldi perché comunque decidono, voglio dire, di fare una domenica alternativa, ma voglio dire siamo comunque in aprile, quindi non è che si possa andare al mare o da qualche altra parte, quindi hanno deciso di fare autonomamente. Altri ci hanno chiesto aiuto, quindi noi domani apriremo la biblioteca e la casa di riposo sarà a disposizione per accogliere le persone che lo vogliano. Io con l'occasione vorrei ringraziare, a parte appunto l'esercito e l'8° genio guastatori, anche tutte le forze dell'ordine impegnate come in ogni Bomba Day, quindi Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, e spero di non dimenticare qualcun altro, ma vorrei ringraziare anche la macchina operativa della Protezione Civile, perché muove più di 100-150 volontari che decidono di passare la domenica, per quanto bella è Montebello, ma Montebello Vicentino, per garantire l'incolumità di tutti. Quindi grazie a tutti coloro che domani parteciperanno al quarto Bomba Day. Senta, prima di salutarla, purtroppo bisogna dire che non è escluso, vero, che potrebbe ripetersi, c'è ancora un tratto in vostra competenza, come andrà? Sì, c'è ancora un piccolo tratto da bonificare, purtroppo è un tratto dove i bombardamenti sono stati pesanti, siamo proprio a ridosso, voglio dire, del ponte ferroviario, quindi c'è questa, non dico remota, c'è questa possibilità, speriamo non si concretizzi almeno nel mio territorio, dopo magari da Montecchio, sicuramente a Vicenza ce ne saranno altre, ma speriamo bene, abbiamo già dato noi. Così per Montebello Vicentino. Intanto c'è anche la politica, il dopo Zaia è un ragionamento che fa il centrodestra, fra poco vedremo cosa fa il centrosinistra, ma c'è anche la questione della data delle elezioni. Zaia, che ieri a Padova ha detto che entro 2 settimane il Consiglio di Stato si esprimerà sulla finestra elettorale in cui indire le prossime elezioni regionali. Lo ha sentito per noi Francesco Ratai.
La legge regionale dice che le elezioni si convocano nella finestra primaverile, questa è la legge regionale. La legge nazionale dice che le elezioni si convocano entro 60 giorni dalla fine del quinto anno di amministrazione. I nostri tecnici dicono dobbiamo chiarire quale delle due va bene, visto e considerato che noi abbiamo questa finestra strana a causa Covid, quindi scadiamo a settembre 2025, quindi avremo più 60 giorni, perché giustamente i tecnici dicono se le convochiamo in primavera potrebbe essere che a elezioni fatte qualcuno magari che le ha perse le impugna e ci fa tornare ad elezioni, e viceversa se le convochiamo in ottobre qualcuno potrebbe dire ma dovevate convocarle in primavera, magari fanno l'impugnativa e si torna a votare. Solo che i tecnici, che hanno tutto il tempo e se lo possono prendere, vogliono una risposta dal Consiglio di Stato rispetto a qual è delle due norme che va rispettata, appunto. E quando decideranno i tecnici? Ma io penso, guardi, prendiamo l'ipotesi più vicina a noi, l'autunno 2025. Siamo semplicemente ad aprile, immagino che il Consiglio di Stato nel giro di una settimana, 2 settimane, 3 settimane, i primi di maggio darà una risposta. Da maggio per convocare le elezioni a ottobre, novembre, quello che sarà, perché oltre novembre non si può andare, ci si mette veramente poco, quindi sono tutti i tempi, calmi tutti, perché non è che uno bypassa le elezioni. A me spiace che si prendano in giro i cittadini. E allora c'è il centrosinistra, il cantiere del centrosinistra, un weekend con oltre 160 gazebi in tutti i principali, ma non solo, città del Veneto. A Marghera questa mattina c'era il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, lo ha raggiunto per noi Filippo Fois. In ballo ovviamente oltre al programma c'è anche quello dei nomi inevitabilmente, e in questi giorni circola il nome della dottoressa Alessandra Viola. Sentiamo cosa ha risposto Martella ai microfoni di Filippo Fois. Martella, quanti banchetti come questi ci sono oggi in Veneto? Oggi in Veneto c'è una bella campagna che ha mobilitato molti nostri iscritti, volontari e anche quelli delle altre forze politiche. Ci sono circa 170 banchetti tra oggi e domani, e insomma nelle principali città e anche in molti comuni piccoli, a dimostrazione che stiamo facendo un lavoro diffuso e che questo lavoro continuerà. Ecco, non si tratta solamente di propaganda, naturalmente politica, si tratta anche di testare quali sono le esigenze dei cittadini, adesso del dopo Zaia, del Veneto che voi vi candidate a costruire una volta passate le prossime elezioni. Parlavo con i cittadini, guardavo le risposte che danno qui a Marghera e poi le vedremo dalle altre parti. Al primo posto c'è la sanità, poi c'è il caro vita, poi c'è il trasporto pubblico locale. Tutti temi, qualcuno potrà dire ma che immaginavate ci fossero? Sì, certo, tutti i temi sui quali stiamo lavorando per costruire una proposta programmatica, ma era molto importante ed è molto importante sentire i sentimenti, le esigenze, i problemi dei cittadini e costruire un programma dal basso. Ed è quello che abbiamo voluto fare e che faremo in queste giornate, alla luce del sole, in mezzo alle persone, per parlare appunto di lavoro, di ambiente, di caro vita e per sentire le proposte che ci vengono fatte. È sintomatico questo dato sulla sanità, perché era uno dei cavalli di battaglia di Zaia, il fatto della sanità d'eccellenza del Veneto. Ma non c'è dubbio, però è uno dei problemi maggiormente sentiti dai cittadini, perché per i cittadini oggi è più difficile accedere alle cure, per problemi legati alle liste d'attesa che sono lunghissime, per i problemi legati al fatto che il personale medico e sanitario se ne va dagli ospedali e questo impedisce la possibilità di erogare i servizi ai cittadini in tempi certi. La sanità ha problemi per i medici di base che sono pochi, ha problemi per l'affollamento dei pronto soccorso, ha problemi perché ci sono risorse finanziarie che non sono sufficienti, non sono adeguate. Noi pensiamo che dovrebbero essere di più anche a livello nazionale, che ci dovrebbe essere un piano straordinario di assunzione di medici e di infermieri. Oggi in Veneto, per chi ha la possibilità di farsi curare, ci sono ovviamente luoghi buoni e di eccellenza, ma sono troppi i cittadini che non riescono ad accedere alle cure o quelli che per farlo devono pagare e pagando si indebitano, e questo è lesivo di quelli che sono i diritti dei cittadini, anche di quello che è previsto nella nostra Costituzione. Si sta parlando naturalmente e inevitabilmente anche di chi sarà il candidato della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni regionali. Si era parlato di Crisanti, si era parlato di Achille Variati, ieri è uscito anche il nome della dottoressa Viola. Quanto c'è di vero in questo?
Allora, noi abbiamo deciso, contrariamente al centrodestra, di fare un percorso diverso. Non siamo partiti dai nomi o dalle liti sui nomi, ma dal programma, dal tenere insieme una coalizione molto vasta di tutte le forze politiche del centro-sinistra e di fare in modo che il nome sia la conseguenza di questo lavoro, cioè il nome che rappresenta al meglio questa alleanza. È un nome che dobbiamo ancora scegliere, per il momento sono in corso valutazioni, interlocuzioni, come è stato anche dichiarato, è una scelta che faremo nelle prossime settimane. Certo. Io vorrei chiedere, scusi, a questo vostro militante, se si gira, aspetti che lo avvicina un fuori programma, scusi, ce ne può dare uno per cortesia di questi, così lo facciamo vedere anche ai telespettatori. Ritorno dal senatore Martella, giustamente siamo al mercato ed è pieno di gente, eccoci qui, vedete, questi sono i grandi temi per il Veneto di domani, quelli sui quali i cittadini sono chiamati ad esprimersi, per cui bisogna segnare, ho votato anch'io, devo dire la verità, per segnalare quelle che sono le 3 priorità. Abbiamo messo 10 temi. Potevamo metterne di più, ma abbiamo messo 10 temi che per noi sono prioritari e abbiamo chiesto ai cittadini di esprimerci 3 priorità all'interno di questi 10 temi e anche di indicare qui una proposta che non fosse contenuta. E i temi, come ho detto, vanno dall'ambiente al sociale, per non lasciare indietro nessuno, a un lavoro dignitoso e sicuro che favorisca anche la parità di genere, al problema del futuro dei giovani. E stiamo raccogliendo tante proposte mentre gli altri parlano dei destini personali nelle stanze dei partiti, noi cerchiamo di farlo in mezzo alla gente. Mi pare un'iniziativa molto, molto bella e molto significativa, devo dire molto partecipata. Poi raccoglieremo le risposte e faremo delle valutazioni anche sulla base delle risposte. Non sarà difficile, dico ai telespettatori, trovare uno di questi presidi del Partito Democratico, perché ce ne sono quasi 170 solamente oggi, ce ne saranno anche domenica, per cui insomma l'invito è quello di esprimersi. Sì, ci saranno in tutto il Veneto e io oggi sono qui a Marghera, più tardi sarò sempre a Mestre a Zelarino, domani mattina a Venezia in Campo Santa Margherita, ma tutto il gruppo dirigente del centro-sinistra e del PD è nelle piazze a dare una mano ai nostri volontari nella distribuzione del materiale e raccogliere le istanze e soprattutto li voglio ringraziare. Tantissimi volontari sono nelle piazze a incontrare i cittadini. Questo è un punto di forza del Partito Democratico e del centro-sinistra. Grazie al senatore Martella e restituiamo la linea allo studio. E quindi così a Mestre. Prima di andare in pubblicità vi dico che a Mestre ieri in via Torino c'è stato un incontro del comitato scientifico del Centro Studi CIRGA, Centro Italiano di Ricerca Giuridico-Amministrativa. Vediamo le immagini di questo incontro. Dopo la relazione del presidente, il professor Gianfranco Perulli ha fatto il punto sulle prossime pubblicazioni, come ad esempio La nuova provincia, un libro che descrive la rinascita della provincia che assumerà nuove deleghe dalla regione, si occupa principalmente di trasporti, scuole, cultura, sanità e turismo. E poi Urbanistica, gentrificazione, un libro che affronta il problema dei nuovi flussi e dei sistemi abitativi e delle loro locazioni. Sono intervenuti tra gli altri il dottor Alberto Mingarelli, presidente della Corte dei Conti di Bari, l'architetto Claudio Aldegheri, componente del direttivo del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Venezia, la dottoressa Laura Campesato, l'architetto Carlo Costantini e l'avvocato Gianluca Ghezzo. Questo l'incontro del Centro Studi CIRGA. Pubblicità e poi a Maserda Lucio Zanato per parlare di giovani e futuro. Allora di nuovo in diretta, andiamo subito a Maserda, Lucio Zanato, i giovani che scelgono il loro futuro. Dove ti trovi, Lucio? Mi trovo al Palamaser, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono al Palamaser che ospita per la 4ª volta proprio questo momento di orientamento per i giovani. Siamo venuti qui proprio per capire naturalmente come si vogliono orientare e soprattutto quali sono ad esempio le nuove professioni. Però cominciamo con il padrone di casa, ovvero con Daniele De Zen, che è l'assessore ai servizi sociali del comune di Maser. Voi come dire, mettete a disposizione questa struttura che dà comunque soddisfazione perché tanti giovani e tante scuole vengono qui. Sì, esatto, noi siamo ben lieti innanzitutto di partecipare ovviamente ai 9 comuni a questa
a questo evento, e mettiamo a disposizione questa struttura perché è la struttura più adeguata per questo evento, quindi siamo ben lieti ad ospitare e ci auguriamo che duri nel tempo questo, perché vedo che la partecipazione è molto numerosa e quindi importante per i nostri ragazzi. Va detto anche che qui comunque sentite la denatalità. Sì, anche a Masè si sente la denatalità, sì. E allora adesso mi sposto invece per sentire, diciamo, chi di fatto lo sta organizzando da 4 anni questo momento di orientamento, ovvero Andrea Canì, che è l'assessore ai servizi sociali del comune di Asolo. Anche per voi è un problema la denatalità, ma è importante quindi diciamo così orientare bene chi poi si porta verso il mondo del lavoro. Sì, esatto. Noi pensiamo che sia proprio importante dare ai nostri ragazzi la possibilità di scegliere quali sono i futuri che loro hanno davanti a loro stessi. E a proposito di natalità, un altro problema che noi abbiamo nel nostro territorio è quello della dispersione scolastica. Quindi crediamo che con questa fiera noi possiamo fare il nostro passo per cercare di combattere anche questo fenomeno, aiutando loro a scegliere in modo corretto quello che sarà il loro futuro. Anche poi riteniamo che il loro futuro potrà essere concluso più facilmente. Ecco, qui siamo alla 4ª edizione, diciamo 4ª volta, come la vedete, in crescita, stabile? Allora, da questa mattina l'affluenza sembra in crescita, quest'anno abbiamo anche i genitori che hanno cominciato a venire già alla mattina, abbiamo un laboratorio per i genitori oggi pomeriggio dove abbiamo già 64 iscritti, quindi sicuramente in positivo. Ecco, e qui invece abbiamo Cinzia Battistello, che è la presidente di una degli enti, delle scuole che sono presenti qui, che è l'Irigem. Allora Cinzia, questi ragazzi, ma soprattutto le famiglie, cercano più lavori manuali, un ritorno alla manualità, o continua la tecnologia? Beh, diciamo che come primo aspetto stanno cercando di aiutare i ragazzi a scegliere la loro strada e ovviamente non escludono né i lavori, diciamo, più intellettuali né quelli più manuali. L'importante è sempre trovare la loro strada senza escludere nessuna possibilità. Ecco, voi come Irisem fornite questo e quello, perché da una parte avete, diciamo così, il percorso della bellezza, quindi la manualità soprattutto con le ragazze, dall'altra invece tutto il settore dell'informatica. Però è un'informatica che voi rendete anche manuale, perché fate materialmente costruire, spiegate, quindi la manualità ci deve essere comunque. La manualità c'è in tutti i lavori. Ovviamente bisogna sfruttare le opportunità che la tecnologia ci mette a disposizione. Non bisogna mai dimenticare che abbiamo 2 mani che devono lavorare, oltre alla testa. Ecco, un altro tema l'ho scoperto venendo qui, Nicola. Sai che ieri abbiamo seguito invece il tema della cybersicurezza che il governo sta portando avanti con tutta una serie di norme molto importanti, soprattutto per le aziende del nostro territorio, non solo per le grandi aziende. La cybersicurezza è un altro dei temi, diciamo, degli obiettivi del futuro della scuola. Purtroppo, e dico purtroppo sì, nel senso che ci coinvolge tutti quanti, non solo i ragazzi, ma tutte le famiglie, tutte le aziende e tutte le amministrazioni pubbliche, per cui su questo bisognerà veramente lavorare tanto e tutti assieme. Ecco, per ultimo, dall'esperienza di tanti anni di insegnamento, questi ragazzi sono sempre più, diciamo così, tecnologici. Noi avevamo difficoltà a usare i telefonini, questi nascono i telefonini in mano. Diciamo che sono nativi digitali, ma forse hanno perso qualcosina, che è la manualità, per cui bisogna cercare di recuperare quella opportunità. Grazie, se non ci sono domande a te la linea. Grazie a Lucio Zanato, continua il tuo viaggio alla Fiera dell'Orientamento, grazie anche a voi per averci seguito, il telegiornale si chiude qui, arrivederci.